Vedete l'acqua? Il massimo dell'acqua che può contenere è fino a qua. Per aprirlo basta fare un po' di pressione, bisogna chiuderlo bene. Questo funziona solo in verticale, in realtà io riesco ad utilizzarlo anche in orizzontale, ma quando c'è poca acqua all'interno del serbatoio, altrimenti viene fuori l'acqua. Eccolo qua, l'aggeggio è questo, si rimonta così e si va ad aspirare. Finito. Non c'è tanta acqua perché si erano già asciugate un po' le piastrelle. È molto utile d'inverno quando si crea tanta umidità, soprattutto facendo la doccia. Quindi questa è la quantità d'acqua. Ce n'è poca chiaramente, comunque c'è qualcosina. Ecco. Devo andare a lavare anche questo in realtà. Lo lascio smontato che lo lavo. E quindi questo qua è ottimo. Per me è stato un acquisto formidabile, nel senso che mi aiuta con l'umidità e in questo bagno ce n'è tanta. Quindi magari quando andate a passare il vapore sulle piastrelle in verticale, non quelle del pavimento, si può passare questo dopo, così asciuga anche le piastrelle. Cioè, e tira via anche lo sporco in realtà, perché si porta dietro tutto, sia la polvere che l'acqua. Per me non vale 50 euro, io vi consiglio di acquistarlo quando lo trovate in offerta. Magari se vi interessa tenete d'occhio Amazon e controllate sempre il prezzo. Secondo me sui 35 euro vale, 30-35, non di più. E boh, basta. Adesso lo metto da parte, ce l'ho sempre fuori questo come accessorio d'arredamento. È perché mi è sempre utile, quindi mi scoccia metterlo via ogni volta. La spazzola si toglie, quindi se vi serve metterlo in un posto dove non avete posto, ecco. Adesso è ora di pranzo, vado di là a preparare, anzi devo prima stendere e poi vado di là a preparare la tavola. Franz ce l'ha già pronto il pranzo, io ho appena fatto colazione, quindi pranzo, ciao, arrivederci, è stato bello e mi sa che lo tarderò un pochino. Mi sono messa a sistemare perfino il frigo. Ho fatto anche quello, poi devo portare fuori le immondizie. Qua in bagno allora oggi ho in programma di sistemare il mobiletto che c'è qui di fianco a quello originale del bagno, il mobiletto lì quello con i cassetti, perché è un caos e c'è sporco dentro, ma tanto sporco, perché nei cassetti si infila qualsiasi roba. Cioè lo sporco va dentro, soprattutto in un bagno dove c'è tanta polvere, ci sono gli asciugamani, ci fa umidità. Quindi devo fare questo lavoretto. La casa deve essere il più essenziale possibile. Così fai anche presto a pulire. Se invece hai tanta roba in giro, pulire diventa un incubo. Invece se hai poca roba, fai presto. Perché per pulire bisogna spostare le cose. Poi so che c'è chi passa davanti. Ogni tanto lo faccio anch'io, però generalmente bisogna spostare tutto, insomma. Se proprio è nuvolato, ma forte, Vabbè, dai. Mi metto a sistemare tutta la roba lì dal lavandino e questa domenica prosegue così e penso che pomeriggio farò ancora sistemazioni, tipo quel mobile di là, ma forse farò anche altro. Ho dato una passata ai vetri con il solito quasar. Il tempo adesso è così, sono le 14:44, si è annuvolato tutto e
metti a fuoco e probabilmente verrà a piovere. Lassù sta già iniziando e ho la roba stesa che devo dire si è anche asciugata abbastanza. Il tappeto un po' meno, insomma, gli stracci. Sì, dai, Franz sta facendo legna. Ho pulito tutta la cucina esternamente perché non era schifosa come al solito, ma insomma era ora di farlo. Qui ho lavato più o meno, qua questa vasca non l'ho lavata, ma insomma dai, non è male. Ho lavato praticamente tutto qua, perché qua era tutto sporchissimo, sì che ho dato una lavata a tutto. Poi ho lavato anche quello, perché quando si appoggia la spugna rimane, vedete, c'è già una roba qui, rimane sempre qualcosina. E quindi ho dato una lavata a quello, ho sistemato questo cassetto, ho lavato tutto e già messo via. La scatola di legno l'ho messa qui con all'interno queste robette, queste robe di alluminio, quelle teglie rotonde, bicchierini di plastica, la pellicola, eccetera. Ho dato una riordinata anche qui, dove ci sono i detersivi o cose in più, diciamo, salvettine struccanti in più, queste per gli occhiali in più, ci sono tutte le spugne, guanti e il detersivo famoso, quello che utilizzo per la pipì del gatto. Questo qua costa tanto, ma è una bomba. Anche per i pavimenti, per pulire qualsiasi roba, va benissimo. Va benissimo, non ho bevuto, ve lo giuro, sono stanca. Ho fatto una marea di cose. Quello che avevo in mente di fare, che vi dicevo prima, di sistemare quel mobiletto, non l'ho ancora fatto. Ho fatto tutto il resto tranne quella roba lì. Ho la biancheria da stendere perché la lavatrice è finita. Sono ancora in pigiama, certo, ormai le mie domeniche sono così, ma durante la settimana non ho proprio voglia di fare queste cose. Vado a chiudere la finestra di camera e mi metto a fare altro. Sono produttiva oggi. Ehi, Arthur, Wally, Silvano e Silvestro. Mi sta arrivando Celestino. Andiamo. Silvano. Il vecchietto Silvano è un vecchietto. Silvano fa 11 anni quest'anno, anche Leonessa. Andiamo. Ciao. Arthur. Ah, ciao. Ciao, bellissima. Pidi. Bella Pidi. Ciao. C'è un po' di olio in questo soffritto. Allora, siccome domani Franz dovrà andare dal dentista e dovrà fare un altro impianto, quindi gli faccio questo riso che gli piace tanto anche a me, di nuovo, solo che invece che farlo con pollo lo faccio con 2 salsicce e peperone. Quindi niente, faccio soffriggere e poi aggiungo il peperone. Nel frattempo qua c'è il riso e le salsicce le ho scongelate e basta. Quella era la tua coda, Pepe. Tu non sei mica tanto normale, eh? No. Cosa c'è? Guarda la rosellina. Ah, ecco. Bello! Vorrebbe stare di fuori, solo che oggi non vi ho fatto vedere, ma c'è un vento. Oggi veramente c'è vento molto molto forte. Quindi fuori non si sta. Cioè, troppo, è fastidioso. Peggio di ieri. Una bellissima giornata, però. Questo vento rovina tutto. Comunque è scesa neve fresca sulle montagne. E infatti stamattina avevo la macchina che era praticamente un ghiacciolo e io non me l'aspettavo di trovare ghiaccio, infatti poi ero in ritardo. Cosa vuoi? Cosa fai? Che bello che sei lì. Pepe, mamma mia come sei bello. Oh, ehi, bello. E qua c'è qualcuno che fa nanna. Ciao. Ciao Mimi. Che bella cussa. C'è caldo qua dentro? Abbastanza. Oh, ti ho disturbato, lo so. Che poi alla fine ieri ho fatto un casino di altre cose, altre sistemazioni in casa. Veramente ho fatto tanta roba ieri. Le domeniche sono, le ultime domeniche sono proprio produttive,
Potrei riposare, sì, però ne approfitto visto che sono a casa, no? Ho cambiato anche la tela del divano, le fodere dei cuscini. E avrei voluto anche pulire i tiragraffi, sistemarli, insomma, ma si era scaricata l'aspirapolvere e quindi ho detto, boh, basta, questo è il segno del destino, devo smettere di fare queste cose. Ho dato una bella sistemata anche qui alla cassapanca. È più ordinato di prima, chiaramente questa messa così sembra un po' caotica, ma insomma lì ci sono delle buste, questa che uso sempre d'estate, lì ci sono borse della spesa, questa l'ho appena messa prima e qua ci sono tutte gli altri sacchetti, ecco, compresi anche quelli di stoffa. E comunque no, non ho ancora sistemato il mobile del bagno. Basta, qui è tutto pronto, il riso devo controllarlo, l'ho asciugato un po' troppo, devo controllare il riso e poi mangio io. Franz arriverà tardi. Che bello, ti sei rimesso lì. Ma guarda che bel buccicotto. Che belle nuvole. Ecco qua, riso fatto, finito, in abbondanza ce n'è, ma perché questo qua ci piace tantissimo, sì che si abbonda con le porzioni. Tanto. Perché io odio far da mangiare anche? Perché lo schifo che si fa è questo, poi bisogna pulire tutto. Io odio far da mangiare perché si sporca troppo la cucina. Poi così col gas è scomodissimo da pulire, queste qua devi toglierle ogni volta. Con l'induzione invece passi pulito. Volete mettere la differenza? Però quando manca la corrente a noi ci fa comodo questo qua, perché non abbiamo altro modo per poter far da mangiare, se no. Bisogna vedere i due lati della medaglia, insomma.